Più sicurezza sul lavoro, più prevenzione e più formazione. Oggi scioperi e un'assemblea regionale dei rappresentanti della sicurezza già indetta per il 22 marzo. Le richieste sono dei metalmeccanici del Veneto che per un'ora hanno incrociato le braccia. 4 le ore di sciopero invece del siderurgico in tutta la provincia di Vicenza, che piange il 35enne morto il 22 febbraio alle Acciaierie Beltrame e che soltanto 4 giorni dopo deve ricoverare in gravi condizioni un altro operaio impiegato alla campo di calore di Orgiano. Le tute blu si sono fermate per chiedere investimenti in sicurezza, più formazione e informazione per sviluppare con le aziende una cultura della sicurezza. C'è anche bisogno di ragionare sui ritmi, sui tempi di lavoro che stanno diventando sempre più frenetici e questo è un altro elemento di rischio. Ragionare dunque sull'aumento dei ritmi e della parcellizzazione del lavoro, perché di lavoro ancora si muore. I recenti dati dell'INAIL sono drammatici. Nel 2017 in Veneto hanno registrato una media di 2 morti ogni 5 giorni lavorativi e 335 infortuni per ogni giornata di lavoro. Il 22 marzo se ne discuterà. Un'assemblea regionale dei delegati alla sicurezza di Finpion per il 22 di marzo in cui presenteremo anche delle proposte e delle richieste a tutti i soggetti, gli enti pubblici, gli organi di vigilanza, le imprese. Intanto sul lavoro incombe ancora la crisi. Il sindacato di Vicenza era nelle scorse ore a dibattere la vicenda Omba di Torri di Quartesolo col Ministero per lo Sviluppo Economico per evitare la chiusura dello stabilimento.